Messi premio, sarà presto libero l'assassino di Federica Squarise, la 23enne padovana violentata e uccisa nel 2008 in Spagna, lo strazio della madre della giovane, non c'è giustizia. Chiuse le indagini sulla tragedia del pullman ungherese avvenuta il 20 gennaio 2017 nella 4 nel Veronese con 17 vittime, sono 6 le persone indagate. Bufera rimborsi sul Movimento 5 Stelle, i veneti coinvolti si difendono parlando di errori nei conteggi, ma resta l'imbarazzo dei vertici, intanto rimane il disagio anche per le dimissioni a sorpresa del trevigiano Borrelli. Scena da Far West tra le case di una via di Isola Vicentina, banda di ladri che aveva appena messo a segno un colpo, esplode colpi di pistola in aria durante un inseguimento con i carabinieri. Il centro migranti di Bagnoli sempre più polveriera, continua lo stato di agitazione per i dipendenti vicino allo sciopero, intanto oggi nuova protesta dei migranti. Arrivate a Treviso metà delle 75 statue di Rodin per la mostra che aprirà i battenti il 23 febbraio, l'atteso allestimento prende vita. Sposati da 51 anni, insieme da quasi 60, nel giorno di San Valentino, Vincenzo e Carla, coppia trevigiana, ci raccontano i segreti di un amore così solido. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre parlando di rabbia e di strazio e di sdegno. Sono sentimenti che arrivano da San Giorgio delle Pertiche nel Padovano. La rabbia è quella di una famiglia, di una mamma, la mamma di Federica Squarise, la povera 23enne padovana che fu uccisa 10 anni fa in Spagna, uccisa e violentata da un assassino, reo confesso, che ora potrebbe uscire a breve. Io sto andando, Buongiorno, sono un giornalista, cercavo la casa del signor Ruggero. La casa del signor Ruggero, buongiorno, sono un giornalista. Posso parlarle, signora? No, scusate, c'è ovviamente un errore tecnico, non è questo il servizio sulla vicenda della povera Federica Squarise, ve lo proporremo fra pochissimo. Allora, in attesa di proporvelo, vi parliamo della vicenda giudiziaria sulla lo ricorderete, l'inferno in A4 il 20 gennaio del 2017, il bus in fiamme che provocò la morte di 17 passeggeri, il bus ungherese, perché sono 6 le persone che hanno ricevuto l'avviso di conclusione e indagini per la tragedia del pullman. Si tratta dell'autista dell'autobus, del responsabile della tratta A4 Brescia-Padova, del capo dell'ufficio tecnico e autore del progetto per i lavori di sistemazione dello spartitraffico centrale e delle barriere di sicurezza a tripla onda risalente al 1992, e poi ancora dei 3 componenti della commissione nominata dall'ANAS nel 1993 per il compito di collaudare i lavori di fornitura e posa in opera delle barriere stradali. Per tutti e 6 gli indagati l'accusa è la stessa: omicidio stradale di più persone, reato che è punito con una pena massima di 18 anni. E adesso ancora la cronaca, e parliamo di una tragedia avvenuta nel pomeriggio ad Arsiè, nel Bellunese, dove un uomo di 52 anni del posto era intento a tagliare legna nei boschi della frazione di Rivai insieme ad altre persone quando è stato travolto da una pianta. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Allertato l'elicottero del SUEM di Pieve e di Cadore, i soccorritori giunti sul luogo non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso sul posto anche i vigili del fuoco. E adesso parliamo del cosiddetto caso Rimborsopoli, la bufera sul Movimento 5 Stelle, sui parlamentari del Movimento 5 Stelle, anche parlamentari venete, 2 nello specifico, il veneziano Cozzolino e la padovana Benedetti, mentre i parlamentari si difendono mostrando le carte, comunque parlando di errori nei conteggi. Ovviamente c'è chi, ad esempio da Padova, dice chi ha sbagliato deve fare un passo indietro.
Un fascio di documenti intestati a Banca Etica, la padovana Silvia Benedetti prova a uscire dal polverone Rimborsopoli mettendo in piazza i versamenti, ma precisando anche di essere in attesa di altri che farebbero capo ad un secondo conto corrente. In 5 anni da deputata, sottolinea Benedetti, ho versato 165.000 euro, ho commesso alcuni errori formali nella rendicontazione degli ultimi mesi, errori per i quali mi assumo la piena responsabilità. Non ho però rubato un centesimo di soldi pubblici e non ho fatto furbate. Mi rimetto a eventuali decisioni che verranno prese. Nel suo movimento, intanto, le acque rimangono agitate. Noi siamo molto critici, come ho già detto più volte, chi sbaglia viene cacciato a calci sul sedere. Non c'è posto assolutamente per chi ha tradito quello che è il regolamento interno, quindi persone che verranno escluse, persone che non hanno a che vedere con il movimento, e su questo noi non ammettiamo deroghe. Il caso Rimborsopoli ha fatto finire nel mirino non solo Benedetti, ma anche un altro parlamentare veneto nuovamente candidato, Emanuele Cozzolino. A tenere banco a nord-est è però il terremoto europeo, con David Borrelli, che per motivi di salute ha annunciato di lasciare il movimento per passare al gruppo misto. Allora, parliamo proprio del caso Borrelli nel prossimo servizio, un lungo silenzio rotto soltanto da un post su Facebook. Leggo nella rassegna stampa odierna che in alcuni giornali sono riportate invenzioni fantasiose, pure illazioni pesantemente diffamatorie che citano circostanze mai avvenute e che mi indicano come autore di condotte che non ho mai tenuto. Ovviamente gli autori saranno chiamati a risponderne. Poche righe sul suo profilo Facebook, così David Borrelli, 24 ore dopo l'annuncio dell'uscita dal Movimento 5 Stelle per confluire nel gruppo misto all'Europarlamento, torna a parlare seppur attraverso i social. Al momento il cellulare dell'eurodeputato rimane rigorosamente spento. Una sua assistente a Bruxelles fa sapere che l'europarlamentare è rientrato in Italia. A casa chi risponde al citofono ci informa che David in questi giorni non è a Treviso. Un silenzio pesante intorno al quale crescono ipotesi e teorie. Al momento Borrelli sembra essere l'esponente politico più cercato dalla stampa italiana. Lui, primo consigliere comunale pentastellato, eletto nel 2008 a Treviso. Lui, braccio destro di Gian Roberto Casaleggio. Lui, uno degli artefici della piattaforma Rousseau, volto e simbolo insomma del movimento di Grillo, tasselli questi che rendono il suo addio ai 5 Stelle ancora più inaspettato. Un divorzio improvviso, giustificato da ragioni di salute, arrivato in un momento difficile per i 5 Stelle travolti dallo scandalo dei rimborsi. È stata una decisione personale, aggiunge la collaboratrice di Bruxelles. Per il momento l'eurodeputato ha preferito non dire i motivi della decisione, ma penso lo farà, meglio aspettare di saperli da lui. Alessandro Gnocchi, ex esponente dei Pentastellati, candidato sindaco a Treviso per i 5 Stelle nel 2013, conosce bene David Borrelli e oggi definisce la vicenda sconvolgente. Quando ho letto che passava al gruppo misto, al di là delle ragioni, mi ha sicuramente colpito questa novità, nel senso che inaspettata. Diciamo che mi è venuto in mente l'antico detto di aspettare sulla riva del fiume, ma non credevo che succedesse così presto, perché non ho ancora concluso il mio mandato di consigliere comunale, quindi ancora prima dei 5 anni il destino che mi ha visto protagonista pare che ci accomuni in questo momento. Anche le motivazioni, ragioni di salute che hanno accompagnato l'addio di Borrelli non mancano di suscitare dubbi in Alessandro Gnocchi. Ai miei tempi i motivi di salute avrebbero dovuto nascondere le tensioni interne, quando mi era stato chiesto di farmi da parte con un po' di tempo per poi addurre motivi di salute. Però all'epoca mi era stato chiesto di dimettermi, o imposto di dimettermi. In questo caso invece il passaggio al gruppo misto è stona rispetto alle regole del Movimento 5 Stelle. L'ultima considerazione di Gnocchi è rivolta al movimento. Non è il primo, dopo il passo indietro di Beppe Grillo, non so se sarà uno dei tanti. Sicuramente il Movimento 5 Stelle sta cambiando i propri connotati in queste elezioni politiche. E adesso allora vediamo da San Giorgio delle Pertiche lo strazio della mamma di Federica, la rabbia della mamma di Federica dopo la notizia che l'assassino di sua figlia sarà presto in libertà. Nel giro di un anno il Gordo, il reo confesso assassino di Federica Squarise, potrebbe avere il primo permesso premio. Potrebbe quindi uscire dal carcere in cui è detenuto per qualche ora in attesa della scarcerazione definitiva al termine della condanna a 17 anni e 9 mesi.
Un'eventualità che fa discutere e che, se possibile, riacuisce il dolore mai sopito degli Squarise, una famiglia pacata e riservata che non ha mai messo in piazza rabbia o voglia di vendetta. Questa volta però fare i calcoli e constatare che l'assassino della figlia non rimane così tanto tempo da passare dietro le sbarre costringe la mamma a rivivere quei drammatici giorni e quelli altrettanto drammatici che sono seguiti. Che anni sono stati questi senza Federica? Senza Federica? Esiste una giustizia secondo lei, signora? Esiste? Non penso proprio. Buona condotta, e questo è il grimaldello che potrebbe aprire la porta prima del previsto alla cella di Víctor Díaz Silva. La somma degli sconti ottenuti per buona condotta avvicina la data dell'espiazione dei 2/3 della pena. Il 39enne uruguaiano era stato arrestato il 10 luglio del 2008, condannato a 17 anni e 9 mesi, aveva ottenuto le attenuanti per aver collaborato. Ancora la cronaca, il furto, poi la fuga dei banditi e anche gli spari in aria, sono scene da Far West, quelle che si sono viste a Isola Vicentina. Sparatoria a Castelnuovo di Isola Vicentina. I carabinieri hanno fermato un'auto sospetta dalla quale sono scesi 3 banditi che per garantirsi la fuga hanno sparato anche un colpo di arma da fuoco. A quel punto i militari hanno risposto con una raffica di colpi in aria, ma nemmeno questo estremo tentativo di bloccarli ha sortito l'effetto sperato. Ai carabinieri non è rimasto altro da fare che controllare l'automobile, una Golf risultata essere stata rubata qualche giorno fa a una coppia di Rossano Veneto. Nell'abitacolo uno zainetto contenente diversi monili in oro, evidentemente il bottino di alcuni furti perpetrati in zona. A proposito di armi, sempre i carabinieri a Torre Belvicino hanno fermato un cittadino di nazionalità senegalese 22enne, regolare e calciatore, che aveva deciso di andarsi a fare una passeggiata portando con sé un coltellaccio con una lama di 34 centimetri. È stato denunciato. Parliamo ancora di sicurezza e anche di legittima difesa, perché dopo le polemiche a Vicenza sulla Fiera delle Armi e anche le polemiche di queste ore, di questi giorni, dopo l'uccisione di un bandito da parte di un gioielliere a Napoli, parla nel prossimo servizio Roberto Zancan, lo ricorderete, il gioielliere di Nanto, protagonista suo malgrado insieme a Graziano Stacchio della rapina di Ponte di Nanto. Ma penso che sia una stupidaggine. Una stupidaggine, così Roberto Zancan, imprenditore gioielliere di Ponte di Nanto, bolla le dichiarazioni del sindaco Variati sul divieto d'ingresso alla Fiera delle Armi e della caccia ai ragazzini. Dovrebbe preoccuparsi e bloccare anche tutti i videogiochi che ci sono e che sono di una violenza inaudita, che io ne ho visti qualcuno, quelli secondo me sono messaggi che non sono da dare in mano ai bambini. Poi Zancan, da sempre strenuo difensore del legittimo porto d'armi, aggiunge: meglio che i ragazzini sappiano cosa sono le armi, che conoscano la loro pericolosità. Ho visto quello che sta succedendo e soprattutto visto che nessuno sta facendo niente per la nostra sicurezza, per la nostra comunità, che siano pronti a essere e a sapere cos'è un'arma e come va usata, a me sinceramente penso che sia nella normalità. E sull'ultimo episodio di cronaca che ha visto coinvolto un gioielliere nel napoletano che ha sparato a un rapinatore e l'ha ucciso, Zancan dice: è un nostro cliente, una persona tranquilla, e poi aggiunge: per lui, come è successo a Graziano Stacchio, comincerà un lungo calvario giudiziario. Mi sento di dire che solo chi le prova sulla propria pelle sa cosa può provare e come ti cambia il modo di vivere. Io dico soltanto di tener duro, come sono state fatte tante battaglie per altri, verranno fatte anche per loro, perché in fin dei conti lui non ha fatto nulla di male, di illegale. Ha fatto, ripeto, quello che doveva fare lo Stato o chi per esso per garantire la nostra incolumità e la nostra sicurezza. E ora a Padova, anzi nel Padovano, a Bagnoli di Sopra, dove l'hub di Bagnoli è sempre più una polveriera, continua il doppio fronte di protesta, da una parte i dipendenti pronti allo sciopero, dall'altra i migranti, nuova protesta oggi dentro la base.
La convocazione della prefettura è arrivata, l'appuntamento è per venerdì per cercare di mediare tra i lavoratori dei centri d'accoglienza profughi in stato di agitazione pronti allo sciopero e la Edeco, una convocazione che arriva mentre l'hub di Bagnoli diventa teatro dell'ennesima protesta, questa volta di una cinquantina di richiedenti asilo che hanno manifestato contro la qualità del cibo, ma l'attenzione ora è soprattutto focalizzata alla trattativa tra la cooperativa e i suoi dipendenti. Noi auspichiamo che ci sia una soluzione, una possibilità di arrivare almeno a un compromesso, altrimenti dovremo continuare per la nostra strada. Sì. Scioperare. I lavoratori sostengono di essere sempre meno e con lunghi turni di lavoro, denunciano una condizione che mette a rischio l'incolumità fisica. Nel caso si arrivasse allo sciopero le conseguenze potrebbero però essere imprevedibili. La preoccupazione può essere anche nostra, sapendo che quando andiamo a fare almeno uno stato di agitazione potrebbe innescare altre situazioni che potrebbe anche non piacere neanche alla cittadinanza, però noi puntiamo sul fatto di almeno informare la cittadinanza quello che sta succedendo all'interno, ma non solo per i richiedenti asilo, ma soprattutto per gli operatori, i lavoratori, quindi padri di famiglia, persone con mutuo e quant'altro. Torniamo alla politica, all'appuntamento del 4 marzo che si avvicina sempre di più. Oggi a Treviso la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia. 15 punti del programma, 15 obiettivi e la convinzione che il partito alle politiche di marzo crescerà. A Treviso la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia nei collegi della Marca a Camera e Senato, con famiglia, sicurezza e lavoro temi preponderanti di un programma che dice no allo ius soli e chiede un sistema di vigilanza bancaria più efficiente. In campo il sindaco di Calalzo Luca De Carlo, l'imprenditore di Marino di Piave Gianni Luigi Capraro, Leo Pitergine Cinzia Mazarin e Marina Marchetto Aliprandi, assente e giustificata Monica Mazzoccoli. Di cosa ha bisogno il territorio? Il territorio ha bisogno di tante cose, secondo me sono anni che ha lasciato lo sbando, abbiamo bisogno di un'amministrazione che funzioni, a cominciare da quella locale. Io faccio il sindaco per cui mi rendo conto di quelli che sono i problemi che la gente affronta quotidianamente, a cominciare dalla sicurezza ma soprattutto quelli legati ai temi del lavoro. Famiglia, lavoro, sicurezza. Ce n'è bisogno? Molto, in particolare sulla sicurezza. Credere fortemente nei valori della famiglia, credere fortemente in quello che nell'immigrazione, credere in tantissime cose e voglio essere a fianco e combattere questi valori. La politica è uno strumento che deve incidere sul territorio, come ben ricordava Paolo VI della stessa, che diceva che la politica è la forma più alta di carità. Anche i candidati di Fratelli d'Italia hanno sottoscritto l'impegno in materia di autonomia del Veneto chiesto dalla nostra emittente agli aspiranti parlamentari. L'abbiamo fatto convintamente perché riteniamo che la richiesta di maggiori forme di autonomia per il Veneto non sia incompatibile con la salvaguardia di quello che noi riteniamo un valore indiscutibile, che è quello dell'unità nazionale. Padova invece il programma e la lista del gruppo Insieme che si presenta alle elezioni del 4 marzo. Più solidarietà, più ambiente, più Europa. La lista Insieme è composta da Verdi, Partito Socialista e Area Civica, presenta i propri candidati alle elezioni del 4 marzo. Una forza organica al centro-sinistra e distante da urla e polemiche e da mirabilanti proclami di promesse irrealizzabili che caratterizzano questa campagna elettorale. L'unica è non ignorare i problemi, anzi affrontarli in maniera seria, sistematica, ma con tutto il ragionamento che ci sta dietro. Urlare non serve a nulla. Ogni punto del programma di Insieme spiega anche conti alla mano la sua realizzabilità. Ad ogni proposta c'è proprio una corrispondenza anche di capitoli di spesa, cioè diciamo anche come e dove si possono trovare le risorse per fare quello che noi ci proponiamo di fare. Nel programma anche un messaggio di giustizia sociale rivolto anche e soprattutto ai giovani. L'età non solo dei politici, ovvero degli eletti, ma anche delle persone che seguono la politica e si appassionano di politica e partecipano alle elezioni si sta alzando. Questo rappresenta un problema perché andiamo verso il futuro ed è necessario che nel futuro siano rappresentate le istanze di quelle fasce di popolazione che attualmente molto spesso tacciono, non perché non abbiano da dire qualcosa, ma perché gli spazi loro concessi sono pochi. Un programma nel quale si presta anche particolari attenzioni ai problemi del lavoro e dell'impresa. Al momento che hai bisogno di avere finanziamenti dalle banche o una cosa o l'altra, trovi sempre le porte chiuse, anche se tu sei una persona a posto.
Nel programma anche un occhio di riguardo all'ambiente. Se i Verdi entreranno con forza, porteranno naturalmente temi che conoscono, che sono i propri, ognuno parla bene la propria lingua. L'arrivo dei capolavori di Auguste Rodin a Treviso, ma anche una storia d'amore che dura da 60 anni, ne parleremo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale del Veneto, e allora sono arrivate alcune, metà delle opere, il resto arriverà domani, delle opere di Auguste Rodin per la mostra che aprirà i battenti il 23 febbraio. La prima opera che abbiamo scoperto è una delle più importanti della mostra, il monumento a Victor Hugo. I cancelli del Museo di Santa Caterina si sono spalancati per accogliere le prime opere di Rodin arrivate a Treviso da Parigi. Insieme alla maestosa scultura dedicata a Victor Hugo, nelle casse giunte in città altri capolavori dello scultore francese come il Pensatore, il Bacio, l'Adamo ed Eva. La mostra prende forma. La parete con il monumento ai borghesi di Calais. L'originale in gesso, quello grande, e su quella base che vedete lì ci sarà il primo bozzetto dei borghesi di Calais. 75 le opere che verranno esposte negli spazi del Museo di Santa Caterina. Stamane a Treviso è arrivata una prima metà, domani attesi i restanti capolavori. Un'emozione forte anche per chi come Marco Goldini è abituato a trovarsi faccia a faccia con simili capolavori. Qui ci sarà il busto di Rodin fatto da Camille Claudel negli anni '80. Ad accogliere le prime sculture anche il sindaco Manildo. Sì, è un'emozione bellissima, dicevo oggi con Marco che il momento dell'arrivo delle opere, dell'allestimento è come il sabato del villaggio, è un momento bellissimo di attesa, un momento di creazione e di riempimento di spazi che devo dire gli spazi di Santa Caterina sono magnifici. In attesa dell'apertura al pubblico, le prevendite dei biglietti avanzano a passo spedito. Abbiamo prevenduto finora 16.000 biglietti, che per una mostra di scultura è una tecnica assolutamente non così amata dal grande pubblico, mi fa assolutamente stare molto contento. Oggi 14 febbraio, San Valentino, e allora abbiamo chiesto a una coppia che sta insieme da 60 anni qual è il segreto del loro straordinario amore. Sentiamoli. Lo si ripete ogni anno, l'amore, quello vero almeno, non è certo quello che si dimostra in un giorno, per lo più imposto dal calendario, eppure volenti o nolenti, allo scoccare del 14 febbraio, San Valentino, tutti o quasi tutti gli innamorati non rinunciano almeno ad un pensierino per la persona cara, e così puntualmente anche oggi è tutto un tripudio di fiori, cioccolatini, dolci, possibilmente rossi o a forma di cuore, e non c'è crisi che tenga. Se sono in pochi a permettersi gioielli o romantici weekend, composizioni floreali e pasticcini anche quest'anno sono andati a ruba, ma al di là della giornata i dati sulla tenuta delle coppie sono impietosi. Nella Marca i divorzi negli ultimi 10 anni hanno avuto un'impennata del 62%. Qual è allora il segreto delle unioni che durano tutta la vita? Lo sanno Carla e Vincenzo, assieme tra fidanzamento e matrimonio da quasi 60 anni. Gli avvenimenti belli della vita matrimoniale, soprattutto quando si hanno dei figli, ti portano a superare le cose che succedono purtroppo, ma che superi abbondantemente quando ti vuoi bene. Mi penso che Maruve sia fa tutti, o per alto o per basso, però a fin fine a sera ti trovi in letto insieme. Volersi bene per superare assieme le difficoltà della vita, un pizzico di pazienza e tolleranza per mettere quando serve da parte l'orgoglio. È questa la ricetta di Carla e Vincenzo, che fanno un augurio nel giorno di San Valentino a tutti gli innamorati. Con tanto cuore, veramente bisogna che sappia volersi bene sempre, anche se a alto e basso, però superare le cose difficili e non ingrindarsi mai. Con l'amore. It's easy. All you need is love. All you need is love. Auguri ancora allora Vincenzo e Carla anche per il loro bel bacio finale. Allora vi ricordo, siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 dopo il TG di Treviso con ospiti, sempre il nostro viaggio tra i candidati del 4 marzo con Emanuela Bassan del Partito Repubblicano, ALA, e Lucio Gomiero di 10 volte meglio. E poi
E poi la Zanzega questa sera, in prima serata, si parlerà di polenta, di come sia stata la protagonista della storia e delle sorti anche delle Tre Venezie. In studio come sempre Daniele Marcassa, ci sono storici, gastronomi e giornalisti. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Splende il sole sulle nostre regioni, sarà una bella giornata sul Triveneto. Vediamo insieme il dettaglio del 15 febbraio. Sul Veneto possibili locali foschie mattutine sulle pianure meridionali, ma sul resto della regione sarà ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi sotto zero tra -5 e -2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bella giornata di sole e su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, non sono previste piogge. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, minime tra -4 e -2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso con possibili addensamenti e deboli nevicate solamente sui confini alpini. Temperature massime tra 7 e 9 gradi, minime tra -5 e -2 gradi. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti deboli settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.